Allora Jessica, oggi è stata una partita veramente complicata contro la Conus e siete comunque riusciti a portare a casa 3 punti che valgono pesantemente in vista della vostra classifica, e oggi con questa vittoria per 3-1 hai dato il tuo apporto migliore e sei stata premiata come MVP di partita, come dimostra quel bel cartone di Borgo dei Posteri. Le tue emozioni quali sono? Ma sono sicuramente molto contenta e soddisfatta della prestazione della squadra. Siamo state brave anche a livello di atteggiamento, perché dopo un brutto secondo set forse qualche partita fa avremmo mollato. In realtà abbiamo avuto una buona ripresa, nonostante anche nel terzo c'è stati qualche alto e basso, però in linea di massima siamo state brave e sono molto contenta della squadra. A chi vuoi dedicare questo premio che hai in mano? Ai miei genitori che oggi mi hanno guardata da casa. Molto bene. E la prossima giornata sarà contro Costa Volpino, una delle squadre che si sta giocando il primo posto dei playoff, quindi sarà un match veramente difficile, però che con questa vittoria comunque vi può dare un giusto appiglio per provare a combattere. Sì, quella di sabato sarà una gran bella partita, dura sicuramente, perché loro hanno un roster importante, con giocatrici importanti e conosciute. Noi dobbiamo fare del nostro meglio, dare tutto quello che possiamo dare e avere l'atteggiamento che ci ha caratterizzato secondo me nelle ultime partite e speriamo che vada tutto bene, insomma. Perfetto, grazie Jessica, in bocca al lupo. Grazie a te Lollo.